Siamo in compagnia del presidente dell'associazione SOS Padova, sicurezza ovunque sempre, Maurizio Meridi. Benvenuto. Buonasera. Con lei andiamo a visionare un filmato che voi avete deciso di mettere su YouTube, quindi visibile, visionabile a tutti, per andare a dichiarare una situazione che per voi viene quasi definita una situazione di guerra, che si trova a Padova in via Cairoli. Le persone non ce la fanno più a vivere in questa via e nel rione ormai ci sono persone che stanno veramente pensando di andarsene. Supermercati e negozi che vendono generi di prima necessità non ci sono più e stanno invece aprendo tantissimi negozi di cinesi e affini, e anche qui ci sono davvero tanti interrogativi. Ma allora Meridi, cominciamo con questo filmato, un filmato che è stato definito anche crudo, una prima parte un po' più soft e la seconda è quello che tutti i giorni i cittadini che abitano in quella zona devono affrontare. Cominciamo a visionarlo. Di degrado che tutto sommato uno potrebbe dire è sopportabile. Sì, una situazione che al momento, per le immagini che abbiamo visto, risulta sopportabile. Il filmato riguarda sì via Cairoli e anche piazzale della stazione e via Tommaseo, perché purtroppo il degrado un po' avanza nella zona della stazione. Una cosa vorrei far presente a coloro che stanno vedendo la televisione in questo momento, che noi stiamo parlando di alcune vie di Padova che si trovano nel quartiere centro storico. Praticamente siamo a 6 minuti da Palazzo Moroni a piedi e in realtà sembra di essere nella profonda periferia, con tutto il rispetto delle periferie. Non c'è la volontà politica di risolvere il problema, perché se si decide, non è una cosa che dura da un giorno o una settimana, se si decide che da anni quella zona deve essere abbandonata, vuol dire che non c'è la volontà o c'è qualche disegno a noi oscuro, o forse neanche tanto oscuro. Verranno da questo momento in poi già la scritta delle immagini molto forti, crude, insomma, queste persone mingono, si possono mingono, dire, sì. Mingono perché esatto. espletano questa funzione in strada, la gente ci passa, ci cammina. Certo. Queste che vediamo proprio sono situazioni che non si dovrebbero nemmeno tollerare. Da un punto di vista igienico-sanitario potrebbero scatenare qualche malattia? Ma sicuramente teniamo presente che la maggior parte di queste immagini sono state scattate in pieno giorno, non è che sia solo la notte e uno dice col favore delle tenebre uno si mette in un angolino e fa i suoi bisogni, no. Queste persone si mettono in pieno giorno, non indifferenti al passaggio dei cittadini, e se vengono richiamati, perché più di qualcuno magari di chi passa li richiama, più delle volte rispondono minacciando. Praticamente molti cittadini nella zona, alcuni in particolare quelli che abitano in via Cairoli, sono stati minacciati di morte solo perché hanno ripreso con le loro macchine fotografiche e ripreso verbalmente questa gente che fa i propri comodi per la strada.
hanno invitato spacciatori di droga che sono presenti praticamente 24 ore su 24 nella zona ad allontanarsi, e come risultato hanno ricevuto delle non velate minacce di morte, ma delle minacce di morte vere e proprie, denunciate alle forze dell'ordine, ma questi personaggi sono comunque sempre lì in strada, sempre in zona. Allora, questa via Cairoli, che è diventata una sorta di bagno, di gabinetto pubblico, se ci fosse davvero un interessamento a parte magari dell'amministrazione comunale, probabilmente ci sarebbero anche gli interventi in ambito sanitario, perché una situazione come quella è una situazione di degrado insostenibile, non solo per i passanti che si trovano a transitare nel vicolo, che ricordiamolo è chiuso da una sbarra, quindi non si può insomma penetrare con una macchina, si attraversa quindi a piedi, e le situazioni sono come quelle, proprio anche di escrementi. Guardi, non so come definirla la situazione, perché fra poco, anticipo, ci sarà secondo me una foto bellissima che dà, non è questa più avanti, che dà proprio la sensazione o il modo in cui vivono i residenti. Eccola qui, ecco, questo signore sta facendo le sue cose, vorrei far notare che si è tolto i pantaloni. Ecco, adesso i pantaloni sono abbandonati lì per terra, lui se n'è andato in mutande, cioè queste sono cose allucinanti, e siamo di fronte alla stazione ferroviaria, quindi un turista se sbaglia può imboccare questa via, ed è questa la prima immagine che ha della città di Padova, quindi direi che è un bel biglietto da visita. In questi giorni sentivo l'assessore Ivo Rossi che l'amministrazione spenderà parecchi soldini per rifare il piazzale di fronte alla stazione. Da una parte sono molto felice, però dall'altra veramente sono preoccupato dell'idea di questo nuovo boulevard, di questi alberi, di queste panchine, che se tanto mi dà tanto non vorrei che gli facessero un piacere più che un dispiacere. Quindi diventi una sorta di bivacco che potrebbe trasferirsi, perché ricordiamo, stiamo parlando di una zona veramente centrale, quartiere 1, ma che in realtà a causa della serrata e della chiusura di alcuni esercizi commerciali si è decisamente degradata. Ci sono dei portici sotto i quali appunto bivaccano delle persone che diventano anche aggressive, soprattutto dopo aver bevuto, dopo essersi purtroppo drogati, e la situazione come pensate possa trovare una soluzione, visto che interpellati più volte che gli appartenenti dell'amministrazione comunale non vi hanno dato una risposta concreta? Ma noi crediamo che le leggi che sono in Italia sono sufficienti per punire determinati reati, e ci sono delle ordinanze di questo comune che, se applicate, darebbero un certo sollievo ai residenti. Per esempio c'è l'ordinamento di polizia municipale che vieta alla gente di bivaccare sedendosi per terra, di consumare bibite stando stravaccati, di intralciare il passaggio della gente. Eppure c'è il portico di fronte alla stazione che è completamente occupato in un punto da dei personaggi che ci sostano, si stendono per terra e che vi minacciano di morte. Minacciano di morte e costringono i commercianti della zona a chiudere, perché i clienti non si fidano più di andare a trovare i negozi, perché la considerano una zona pericolosa, e l'amministrazione comunale continua a tricerarsi dietro: non possiamo fare niente. Questa è una balla bella e buona, per dire in italiano. Ma io sono sicuro che volendo e con interventi ad hoc si può rimediare alla situazione, perché io sono molti anni che vivo in zona, e devo dire che fino a 5, 6, 7 anni fa era una delle zone più invidiate insieme a Piazza De Gasperi, quella zona là, proprio per la vicinanza al centro storico, la vicinanza alla stazione, tutti i servizi erano comodissimi. Adesso, ripeto, basterebbe avere un po' meno di, ora uso una parola brutta ma è quella giusta, tolleranza nei confronti di queste situazioni. Il signor sindaco di Padova è stato da me pregato ancora 2 mesi fa di applicare un'ordinanza che è stata applicata alla zona Portello, che vieta la vendita degli alcolici per asporto dalle ore 20 in poi. Per noi, se molti di questi negozi, questi call center, phone center, questi market potessero chiudere alle 8, almeno darebbero delle ore di respiro ai residenti.
avanti. Ecco, ci vuole tanto poco. Quindi il nostro appello pressante, e con il filmato che abbiamo fatto è questo che vogliamo ottenere: continuare a tenere alta la tensione, perché vogliamo che l'amministrazione si ricordi di noi, di cittadini della zona.